I morti e la loro festa. Andrea Camilleri parla di un filo che lega la nostra storia personale a quella di chi non c'è più. Un concetto breve e chiaro che racchiude l'essenza della commemorazione dei defunti, che in Sicilia diventa appunto la festa dei morti, un'occasione per dispensare doni, giocattoli e dolci ai piccini. E così, da mesta commemorazione a festa, il passaggio che sembra difficile e lungo diventa brevissimo. Tutto si svolge in una sera di attesa, una notte e un giorno, giusto il tempo di scoprire dove sono stati ben nascosti i regali, stupirsi e gioire, e poi correre al cimitero e ricordare, commuoversi e ringraziare quei cari defunti per i dolcetti, per i giochi, per quel ben di Dio riservato ai bambini siciliani. Una tradizione che in Sicilia suole imprimere ai più piccoli l'insegnamento di rievocare, continuare ad amare, essere grati a quegli affetti scomparsi da questa vita che spesso non hanno neanche conosciuto, ma che anno dopo anno continuano nella notte tra l'1 e il 2 novembre ad aleggiare in quell'immaginario collettivo e tenerissimo tra le pareti delle case, recando doni. Una festa che è simbolo di felicità e gioco per i più piccoli, emozionati in quella ricerca di oggetti ludici desiderati e di leccornie. Sono loro che di buon mattino frugano negli anfratti più nascosti delle abitazioni, dove frutta di martorana e coloratissimi pupi di zucchero, biscotti, rametti di miele, taralli e tetù profumano di mandorle, cioccolato e vaniglia, geste e panieri. È il segno di una ennesima manifestazione d'affetto di chi non c'è più, di vicinanza ai cari, di presenza verso quella famiglia siciliana nella quale pulsano ancora i valori di amore e rispetto, pulsano a dispetto di un'epoca che la rende sempre più eterea, sfuggente, disgregata e liquida. Quella festa è un tripudio di gioia per i piccoli e alleggerisce l'angoscia della morte, lancia un messaggio: si va via verso una dimensione diversa, si vive ma in altra forma, che consente ancora di esserci, di portare doni, di esistere. E tra rituali religiosi e paganesimo, e al di là delle convinzioni personali, fare in modo che la tradizione possa perdurare ci stimola a credere che sia così e chissà anche a sognare per una notte di poter sorprendere alle spalle e riabbracciare i nostri amati morti.